domenica decisamente complicata per la Gran Fondo dei Vicari e il castello proprio dei Vicari a Lari, che ospita la terza edizione di questa gara, che fa parte del circuito delle colline toscane. Sicuramente una location suggestiva e di tutto rispetto, quella del castello dei Vicari, che però una domenica un po' piovosa ha sicuramente un po' complicato la situazione logistica, anche se probabilmente ha anche reso molto più affascinante e più tecnico il percorso che tra poco vedremo. Non sono da sola per commentare questa Gran Fondo dei Vicari, ma sono con me Riccardo Lo Baccaro, che è uno dei fondatori, tra le altre cose, della prova che stiamo per vedere. Buonasera. Buonasera. E insieme a lui Riccardo Squarcini, altro membro del comitato organizzatore della gara. Buonasera. Dicevamo quindi una giornata un po' complicata a livello logistico, che nonostante la giornata non sia così tanto assolata, fa comunque vedere il bellissimo scenario che ha ospitato questa gara. Allora, Riccardo, di 288, se non vado errata, coloro che tra poco vedremo che prenderanno il via, intanto il dato, il numero di coloro che hanno preso il via, considerate la situazione atmosferica, è sicuramente positivo. Sì, certo, sicuramente positivo. Noi fino all'ultime ore del sabato si sperava di arrivare almeno a 300, abbiamo fatto 288 partenti effettivi, quindi possiamo ritenerci molto soddisfatti. Tanto per avere un'idea, negli scorsi anni, nelle prime due edizioni, ve lo ricordate quanti erano coloro che hanno preso il via? Sì, la prima edizione 470 partenti, nell'anno scorso siamo arrivati a 630. Mi viene da dire che non era questa situazione atmosferica. Non era questa situazione qui. E quindi possiamo davvero essere più che soddisfatti. Il periodo era sempre questo anche lo scorso anno? Sì, lo scorso anno era lo stesso periodo. E quindi, sempre prima domenica di marzo. E quindi purtroppo in questo caso il meteo non vi ha voluto bene. Riccardo Squarcini, in questo caso ti abbiamo visto anche nelle immagini delle iscrizioni, della consegna dei pettorali e via dicendo. Dove si sono tenute tutte le operazioni preliminari? Allora, tutte le operazioni preliminari si sono svolte presso il Polo Sant'Anna, che è la sede della Misericordia, che gentilmente ci ha ospitato nei suoi saloni. E mi dicevi poco fa che anche la Misericordia stessa ha una storia parecchio lunga. Sì, mi sembra di ricordarmi che la data, ci sono degli scritti in cui si riporta la data, se mi sembra di ricordarmi in maniera corretta, nel 1439 o 1436, comunque intorno al 1400. Come storia non è niente male, anche perché siamo partendo per l'appunto dallo scenario del Castello dei Vicari, che ha una storia parecchio lunga, più ricostruzioni, più famiglie, più epoche si sono susseguite fino ad arrivare alla ristrutturazione che c'è stata durante i Medici, e poi grazie all'Associazione del Castello a partire dalla metà degli anni 90 è stato praticamente riqualificato, c'è un museo all'interno, è visitabile il museo, questo lo diciamo anche a beneficio magari di chi ci sta guardando e non è prettamente facente parte del mondo ciclistico. Quindi diamo le due informazioni sul castello: è visitabile, c'è un museo, giusto? Sì, giusto, è visitabile, c'è un museo della tortura, molto carino. Poi vengono fatte anche delle visite mirate tramite prenotazione. Ci sono degli addetti appunto che vi porteranno a visitare tutto il museo e tutte anche le prigioni del castello, perché comunque è stato teatro, se così vogliamo dire, questo castello anche durante il periodo dell'Inquisizione. Ci sono stati fatti dei processi durante questo periodo, insomma la storia è bella articolata. Sì, è bella articolata. Magari poteva essere l'occasione, prima di parlare di questa cosa, magari i familiari che venivano a seguire chi faceva questa gara, nel mentre che aspettavano l'arrivo, dalla partenza che stiamo vedendo all'arrivo, potevano andare a farsi una visita al castello. Sì, certo, infatti era previsto, solo purtroppo il tempo non ha invogliato le famiglie al seguito. Abbiamo visto anche, stiamo vedendo tuttora le immagini della partenza, abbiamo visto anche gli stessi partecipanti in difficoltà, nel senso chi tremava, ovviamente chi cerca di scaldarsi come può prima di partire, che magari hanno fatto il riscaldamento, poi c'è il momento del posizionamento sulla griglia che comincia a essere complicato. Stiamo vedendo le prime immagini e dicevamo il tempo è stato un po' il protagonista, se così vogliamo dire, involontario, tanto che vi ha costretto anche a modificare il percorso.
Sì, purtroppo siamo stati costretti a tagliare il percorso e ridurlo a 37 km, da 48 a 37 km. Allora, proviamo a entrare nello specifico del percorso. Ci sono due percorsi, uno corto e uno lungo. Come funzionano? Sì, ci sono ci sono stati due percorsi, uno lungo competitivo e quello corto riservato a chi voleva, diciamo, fare una semplice pedalata, ed era semplicemente agonistico solo per la categoria M8, che purtroppo sono costretti a fare il percorso corto. Allora, spieghiamolo magari per chi è un po' meno avvezzo al mondo amatoriale. Ovviamente nel mondo amatoriale le categorie sono suddivise secondo l'età. Sono suddivise in base all'età, gli M8 senza offesa Sono sono quelli più esperti. sono i più anziani, Sono i sì, più esatto, esperti, più esatto, saggi, esatto. e magari anche per preservarne un po' l'incolumità gli viene consigliato di fare solo il percorso più breve. Esatto, è così. Qui cosa stiamo vedendo? A che punto siamo? Con più o meno quanti chilometri sono stati percorsi? Qui siamo a circa 1 chilometro dalla partenza, E subito questa si è la sale. salita della Montanina. Ina secondo me c'è un po' poco di Montanina. No, non è una salita molto dura, è lunga circa 1 chilometro con una pendenza media del 5%, quindi siamo ancora all'inizio, non è molto dura. Le salite più dure arrivano dopo. Ma arrivano dopo perché sono veramente più dure o perché c'è già la fatica e quindi sono più dure? No, perché sono più dure. Ah, quindi siete proprio cattivi, le Quest'anno- mettete più dure alla fine. No, purtroppo quest'anno sono stati fortunati i corridori perché a causa appunto del maltempo abbiamo eliminato quella che è una delle salite più dure, che è la salita di Via della Fonte, che è la salita anche più caratteristica, più impegnativa, però è stata eliminata. Perché? A causa Perché del era maltempo. impraticabile? La salita era praticabile, è la discesa che portava, perché giustamente Ovvio. prima di salire bisogna scendere. Eh sì. Il single track che appunto in discesa che portava in fondo alla salita era impraticabile. Ecco, ho capito, ho capito. Allora, la gara che stiamo vedendo, intanto stiamo vedendo stiamo vedendo le prime immagini, riconosciamo Tassini tra le prime posizioni, fa parte di un paio di circuiti, se così vogliamo dire. Principalmente fa parte del Colline Toscane, che comprende 7 tappe. Questa è la prima prova. Questa è la prima prova. Poi ci sarà la prossima prova a Follonica il 29 aprile, il 20 maggio a Bagni di Lucca, il 2 giugno a Santa Fiora, Gran Fondo del Cinabro, il 1 luglio a Tavernelle di Cortona con la scalata alla Contadina, il 9 settembre a Borgo San Lorenzo la Gran Fondo del Mugello, 23 settembre a Camaiore con la Gran Fondo Versilia Off-Road. Queste sono le tappe del Colline Toscane. Poi noi del Colline, di cui faccio anche parte io dello staff organizzativo del Colline, abbiamo fatto, diciamo, una sorta di gemellaggio con quello che fino a qualche anno fa era anche un po' il rivale toscano tra dei circuiti. Avete fatto un'alleanza. Un'alleanza con il Coppa Toscana. E abbiamo fondato un po' questo che è una specie di brevetto, l'Iron Tuscany, che comprende appunto, mette insieme due circuiti, mettendo insieme tutte le tappe. Quindi in totale quante prove sarebbero, sommando entrambi i circuiti? Diventano 14 tappe. Ok. Quindi ci sono quelle del Colline, Quelle che abbiamo appena elencato, che più quelle dell'altro più circuito. quelle dell'altro circuito. E quindi tutti gli atleti che appunto faranno le gare sia di un circuito che dell'altro sommano i chilometri che percorrono ad ogni tappa. Alla fine chi raggiungerà 600 km nel totale di tutte le tappe svolte avrà questo brevetto Iron Tuscany, che è uno scudetto da apporre sulla divisa, che ad ogni gara appunto dei suddetti circuiti gli darà diritto a partire nella griglia di merito tra diciamo quelli che sono appunto i VIP delle gare, tutti i migliori, i big e i campioni. Per capirci, per poter ambire, avere questo brevetto, questo sgagliardetto, cosa vogliamo dire, di Iron Tuscany, bisogna partecipare a tutte e 14 le prove o volendo un paio si possono anche saltare? Per capire io, No, un paio si possono anche saltare, ognuno è libero di fare No, un no, po'. era per capire se era fattibile o sì, meno. appunto l'atleta fa i suoi conti e poi deciderà appunto quale gare fare
e sommare, appunto, fare in modo che la somma venga fuori di 600 km. Allora, proviamo a tornare in cronaca, perché si è andata un po' selezionando la testa della corsa. Quella che stiamo vedendo noi è chi comunque andrà poi a fare il percorso lungo. Quindi quelli che stiamo seguendo sono 5 o 6 gli atleti che si sono selezionati sulla testa della corsa. A che punto siamo qua più o meno? Allora, qui siamo a circa 6 km dalla partenza. Questa è Via Lunga, che è una scesa che porta al piccolo borgo di San Termo. In testa vediamo già Doria, che sarà poi il protagonista della gara. Ma magari non anticipiamo troppo, che sennò poi fino alla fine non ci guardano. Vabbè, io ho detto protagonista. Allora, vediamo comunque che per il momento i distacchi sono abbastanza risicati. In un'immagine poco fa avevo visto qualcuno che cominciava, il termine è corretto, a bagnarsi la faccia, non perché sia caldo, ma perché soprattutto nei tratti di strada sterrata e bianca, che dir si voglia, uno dei nemici è il fango. Sì, è il fango che dava fastidio, tirato su dalla ruota davanti. Infatti nessuno aveva montato il classico parafanghino sulla ruota anteriore. Perché, per evitare, secondo voi? alcuni perché anche i 20 grammi del parafango dà fastidio, e anche per una sorta di Estetica. comodità, sì, Ah. estetica. Prego. Il fondo, nonostante tutto, ha tenuto benissimo, tranne alcuni punti dove era materialmente impossibile non trovare fango, ed era effettivamente l'acqua che si era posata dalla notte sul terreno a dare fastidio soprattutto. Poco prima di iniziare il commento avevo chiesto ai due Riccardo, che sono qui con me per commentare, se lo svolgimento vero e proprio è mai stato in forze della gara, e voi mi avete detto no, perché in mountain bike bene o male si corre sempre. No, in mountain bike si corre praticamente sempre, sulla base dei vari allerta meteo che su tutti i siti della protezione civile eccetera, anche nei giorni precedenti erano stati messi. Noi avevamo approntato già un percorso B, un piano B, un percorso di emergenza proprio sulla base di queste segnalazioni, che una riunione alle 7 di mattina abbiamo deciso di mettere in atto, scorciando il percorso a 36 km per salvaguardare la sicurezza di tutti i concorrenti, perché si divertano e perché effettivamente non rischiare inutilmente la salute dei concorrenti. Ho un paio di domande che mi vengono in mente. Innanzitutto, se la possibilità, se così vogliamo dire, di avere un percorso B, di avere delle alternative, è una cosa normale per questo tipo di gare, o se voi siete particolarmente precisi e puntuali? No, teoricamente ogni organizzatore ha sempre un piano B per evitare alcuni punti cruciali che con il fango o con condizioni particolari di meteo, perché l'unica cosa che ci può frenare a noi è un meteo particolarmente inclemente, ha sempre nel cassetto un piano alternativo proprio per evitare rischi inutili. E poi un'altra domanda, e questa la rivolgo a tutte e due, anche se mi basta in realtà la risposta di uno. Da quanto lontano parte l'organizzazione di una gara come questa? Cioè, quanto è che state lavorando all'organizzazione di questa gara? In genere, quando parliamo con gli organizzatori al termine di una manifestazione, dice tempo di rifiatare 2 o 3 giorni e poi si comincia già a pensare all'edizione successiva. Anche per voi è valso questo principio? Effettivamente è vero, lasciando un mese proprio per riprendere fiato, poi già da aprile-maggio andiamo a rivedere come è stato il percorso, come è stato ridotto purtroppo in questi casi qui, perché passando anche seppur poche bici lasciano il segno, vedere com'è, se va ripristinato eccetera, e poi rimettere in moto, vedere dove sono stati gli errori, correggerli, cercare sempre e comunque di migliorare. Spesso parlando con diciamo dei vostri colleghi, altri organizzatori, sottolineano anche il fatto che il passare da tratti di strada, non come questa che è asfaltata, ma tratti di strada sterrata in mezzo a boschi e così, permette anche di, in un certo senso, pulire il bosco, di renderlo più vivibile. È anche il vostro caso? Esatto, perché noi passiamo in alcuni posti in cui altrimenti la vegetazione farebbe da padrona. Dico semplicemente questo: 3 giorni prima della gara siamo andati a togliere degli alberi caduti per colpa della neve, che altrimenti sarebbero stati lì finché non si sa bene fino a quando, ecco.
ripulendo e mantenendo aperti sentieri che noi percorriamo in bici, ma sono percorribili tranquillamente a piedi, anche semplicemente per fare una passeggiata. Ovviamente per organizzare delle gare c'è bisogno di alcuni permessi, questura, prefetto e di solito, io mi immagino, cioè lo so, per passare per le strade. E per passare in mezzo ai boschi come funziona? Per passare in mezzo ai boschi ugualmente in alcuni tratti ci vogliono i permessi, perché in alcuni tratti sono in gestione alla provincia, alcuni tratti sono in gestione ai comuni e alcuni tratti, abbiamo scoperto, sono privati, perché anni or sono alcuni tratti di bosco sono stati appunto ceduti a privati appunto per la legna, quindi molto spesso si trovano disboscamenti e quindi non è facile appunto organizzare le gare anche in mountain bike, perché appunto la situazione in bosco può variare ogni giorno. L'anno scorso infatti c'è stato un aneddoto, perché pochi giorni prima della gara c'è stato un disboscamento e su tutto il percorso c'erano stati portati dei tronchi e siamo stati costretti da noi dell'organizzazione a ripulire tutto. Erano stati portati dei tronchi perché qualcuno casualmente l'ha voluto fare o vi voleva dar noia? No, assolutamente no, darci noia, però erano lì a lavorare e hanno lasciato tutto così. Quindi sono tante, insomma, le problematiche che si va a incontrare. Infatti me lo immagino. E proviamo a tornare in cronaca su questo tratto appunto di strada bianca, se così vogliamo dire. Ovviamente a volte la nostra telecamera deve stare un po' più lontano, perché se no rischia anche di dar noia e comunque di infastidire anche con l'acqua. Qui in che punto siamo? Qui siamo sull'ascesa del Macchione. Questa è un'asperità lunga circa 2 km, con una pendenza media del 10%, appunto come hai detto te, in strada bianca, che porta in cima appunto a un colle che vedremo poi tra un 10%, po'. strada bianca, fango, cioè a volte anche seguirla in moto secondo me non è veramente cosa semplice. No, non è assolutamente cosa semplice, infatti al seguito abbiamo dei ragazzi con delle moto da cross che appunto sono se molto volete ricordare abili. anche chi sono, se fanno parte di un gruppo particolare. No, sono dei ragazzi di paese, insomma, dei ragazzi che ci danno una mano appunto nelle nostre attività dell'associazione. E non è poco, Sì, trovare gente disponibile comunque che ma infatti si spende è sempre un problema, però noi fortunatamente abbiamo a nostra disposizione una bella comunità, che è quella appunto di tutto il borgo di Lari, che ci danno una mano. Ora, nonostante non sembri, le immagini sono relative alla prima domenica di marzo. Non sembra di essere la prima di novembre. In realtà è la prima domenica di marzo, e quindi questo ci dà anche un po' il metro di giudizio per capire anche che mattinata hanno trovato questi 288 temerari che hanno avuto voglia di confrontarsi con questo percorso. Ovviamente qui c'è una selezione naturale. Sì, assolutamente sì. Chi appunto qui oggi non bastava soltanto la forza, ma anche appunto il coraggio di non aver paura in discese dove si scivola, dove la bicicletta non regge più, dove a un certo punto ti senti sbandare e il rischio di cadere è altissimo. Quindi qui ci vuole sia un po' di prudenza che un po' di pazzia. Un altro dubbio che mi era venuto poco fa, pensando al fare il percorso: quando si tratta di dover trovare un sentiero, una strada in un bosco, voi prendete la vostra bici e andate? Allora, in bosco i sentieri esistono, perché da quando esiste il mondo tutti si sono spostati attraverso i sentieri, i famosi sentieri che cioè in Italia dovrebbero essere coltivati, perché c'è i famosi sentieri CAI che appunto dovrebbero essere appunto mantenuti, ma purtroppo non avviene. Noi come associazione cerchiamo appunto di mantenere questi pochi sentieri che abbiamo ancora aperti, facendo queste manifestazioni, percorrendoli noi durante le domeniche così in allenamento. Qui è tremendo, a mio modo di vedere, segnato il terreno da mezzi che sono passati in precedenza, forse anche dallo stesso. Noi per la cronaca le riprese le abbiamo fatte non da una moto ma da un quad, tanto per rendere l'idea anche di quanto era sconnesso il terreno.
E qui si comincia anche a vedere che comincia a essere un po' più difficile riconoscerli in faccia i corridori. E Riccardo, domanda, è la terza edizione questa della Gran Fondo dei Vicari? È cambiato il percorso nell'arco dei 3 anni? Qualche dettaglio, qualche aggiustamento, ma il 90% è rimasto uguale. Ora, quest'anno gioco forza, c'è stato il problema appunto del meteo e quindi magari in questo caso Sì, sì. è stata tagliata una parte che comunque faceva sempre parte, scusa il Sì. gioco di parole, del percorso classico degli anni scorsi. Magari vi arrivano... vai. Scusa se mi volevo riallacciare al discorso di prima dei volontari, volevo ringraziare tutti i volontari sia della Polisportiva che delle varie associazioni, Misericordia, Croce Rossa, Protezione Civile, che ci hanno dato una grossissima mano per portare avanti questa manifestazione. Per dare un'idea del numero dei volontari che erano impegnati in questa domenica, più o meno, che numero siamo? Siamo circa a 40 volontari impegnati. Volontari, io sottolineerei Volontari, questo assolutamente termine. tutti volontari. Soprattutto dobbiamo ringraziare soprattutto tutte le associazioni appunto di Misericordia, della Croce Rossa, che appunto ci danno un grosso aiuto. Era tutto organizzato nel minimo dettaglio, era stato già allertato anche l'elisoccorso, è stato creato tutto un sistema appunto per garantire la massima sicurezza Giustamente della uno manifestazione. spera che certe cose non succedano mai, però giustamente deve essere pronto a tutto quello che può succedere, che perché forse con questo tempo insomma, si va un po' a sfidare ancora di più la sorte. Sì, in effetti volevo fare un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione a Beatrice Mistretta, che sta purtroppo vittima di una caduta, è stata portata al pronto soccorso per alcuni punti di sutura per una ferita a un ginocchio. Mi immagino che cadere in un tratto come quello sicuramente non è cosa Sì, semplice. è una delle prime discese affrontate, purtroppo ci sta, capita, è capitato Poi a magari, lei. non lo so, magari anche nelle prime discese era una situazione anche un po' più compatta a livello di gruppo, quindi anche più facile poter Sì, cozzare con altra bici. non so di preciso la dinamica perché io ero in un'altra postazione, però in quelle condizioni magari uno non se lo aspetta, non vede il sasso, non vede Certo. la buca, eccetera. Anche solamente la visibilità è una cosa fondamentale in questi casi, che era minima. E lei purtroppo è scivolata e ha battuto con il ginocchio su una pietra e purtroppo In bocca al lupo. In bocca al lupo. In bocca al lupo a lei. Visto che siamo come dire, nell'ambito dei ringraziamenti, intanto proviamo a fare un po' il punto della situazione. In che tratto ci troviamo? Sicuramente fangoso, come vediamo dalle maglie. Questa è la salita di Piastraia. Qui ritornano in su dopo una lunga discesa. Quanti chilometri siamo più o meno? E qui siamo quasi alla fine, qui saremo a circa 5 km dalla conclusione. E questa è tutto questo paesino qui che è ceppato, da cui poi c'è un'altra discesa e si avviano verso l'arrivo. Dicevamo, stiamo parlando dei ringraziamenti, avete degli sponsor da ringraziare? Assolutamente, sponsor ce ne sono tanti. Io comincerei da quelli più piccoli, diciamo, per arrivare poi a quelli più grandi. Comincerei da Salvetti Vodafone, Bar Il Ponte, Salumi Ceccotti, Macelleria Davide Balestri, Gaslini Alberti Vino di Badia di Morrona, la Vifra Abbigliamento Tecnico per Ciclismo, la Mucchi che conosciamo per il latte, e poi gli sponsor, diciamo, tecnici per antonomasia, la Ciclo Promo Component, Atacama, le Eleven, Campa Bros, Slime, VD40, Formula, Fitogarda e Volkman. Ora, un elenco un po' lungo, se così vogliamo dire. Qui vediamo proprio uno dei momenti che magari è anche un po' fortuna poter beccare. Cosa si è allentata la ruota qui? Che è successo? Sì, si è allentata la ruota. Ivan Fanelli. Fatemi capire ignorantemente, aveva la chiave in mano pronta per poter avvitare? No, credo ci In sia tasca, intendevo. No, credo che le abbia passata un qualche spettatore, Collaboratore, mettiamola collaboratore. così. No, anche questo è un po' il bello, perché ora credo che con una ruota grassa sia molto più difficile forare, ma se succede che c'è un inconveniente meccanico?
È un problema, si va a piedi. Si sfortuna, si torna a casa. Sfortuna si torna a casa. Se si è fortunati di avere un guasto in un punto dove c'è punto del personale, si riesce a ripararla bene, altrimenti si va a piedi. Anche perché questo percorso, cioè non è che è un circuito per cui si ripassa dall'arrivo, via dicendo, è come un percorso in linea, È si un parte e si percorso in arriva. linea, si parte e si arriva. Allora, ovviamente quella che sarà l'ordine di arrivo di quest'oggi è anche la classifica finale della prima tappa del circuito, ovviamente. E ovviamente la prima tappa fa da inizio alla classifica generale. La Gran Fondo dei Vicari è la terza edizione, da subito ha fatto parte di questo circuito. Sì, sì, da subito ha fatto parte di questo circuito. È nata, diciamo, come una gara, si voleva fare una gara molto particolare, diversa dalle altre, e appunto colgo l'occasione appunto di farci un po' la storia di quella che è Ti interrompo la un Gran attimo Fondo. perché nell'immagine precedente abbiamo visto, giuro non lo sapevo, chi ha forato e continuava a andare. Piccola parentesi, come è andata a finire poi? Penso che abbia pedalato più finché poteva, fino a che gli ha retto poi il Fatica tripla. copertone. Fatica Fatica tripla. tripla. Però poi arriva un punto in cui poi si rompe. Non si può più andare Non avanti. si può Allora, più andare parlavamo avanti. fare un po' di storia, prego. Volevo fare un po' di storia, appunto, perché questa gara nasce appunto da un'idea mia e del presidente appunto della nostra associazione, Diciamolo che il nome. di David Fiori, che appunto noi essendo degli appassionati di mountain bike abbiamo fatto tante gare da qualche anno appunto che facciamo le gare di mountain bike, e vedendo appunto le altre organizzazioni, gli altri organizzatori, le altre gare, diciamo, a noi si può provare anche noi. Inizialmente tanti ci dicevano no, è difficile, è una cosa Beata complicata incoscienza, da la vostra. fare. Però poi siccome noi abbiamo alle nostre spalle l'esperienza della Sagra del Ciliegie che organizziamo appunto all'Ari, in cui coinvolgiamo appunto sempre tutto il paese. Qui vediamo un po' l'abilità che ci vuole nei tratti di discesa per saper guidare la bici. Sì, qui indubbiamente poi col fondo così. Infatti. Questo siamo in un tratto tipico, anzi anche dal nome molto caratteristico, denominato il culo del mondo. Parecchio, cioè è evocativo, molto Secondo me caratteristico. qualcuno l'ha anche pensato di questi, dove ci Allora, hanno sì. mandato, secondo Dove me. ci hanno mandato? Di là, sì, di là vi hanno mandato. Allora, torniamo alla storia. Torniamo alla storia. Appunto, vedendo gli altri organizzatori, diciamo che noi siamo da meno, siamo capaci anche noi di farla. Così, spinto un po' dalla pazzia, ci siamo buttati in questa impresa. Con un po' di incoscienza, un come po' di dicevo incoscienza, prima. perché appunto noi siamo una piccolissima associazione, quindi buttarsi in un'esperienza del genere. E da che parte avete iniziato? Da cosa avete iniziato? Da cosa mi inizia? Come tutte le cose si inizia, ci vuole un nome, diamogli un nome, perché i nomi sono stati tanti, poi abbiamo detto ma c'è il castello. Io qui mi sono un po' impaurita, No, succede, ammetto, queste non sono- sarebbe cosa per me. Sono cose normali. Ha frenato bene, sì. No, lì c'è Io sarei stato tutto il giorno qui a vederli comunque, per vedere un po'. No, come ci sono andava. tratti più caratteristici. Credo che debbano arrivare quelli un pochino più salienti. Non sono Allora, sa- continuiamo. Allora, il nome. Abbiamo trovato questo nome. Il nome era la cosa principale, insomma, di tutte le manifestazioni. Che dopo tanti nomi goliardici, io ho detto, no, scegliamo quello più classico. Cioè abbiamo il castello dei vicari, chiamiamolo Gran Fondo dei Vicari. Anche perché, sinceramente, sfruttare un volano come può essere il castello è sicuramente una mossa abbastanza intelligente, perché anche come dicevamo poco fa, magari uno unisce l'utile al dilettevole, qualcuno viene a correre, gli altri vanno a visitare i dintorni. Abbiamo visto un altro dei rischi del mestiere. Diciamo che questa zona offre begli spunti per quanto riguarda il mettere alla prova l'abilità dei vari partecipanti alla guida del mezzo. Allora, una volta trovato il nome, torniamo a Riccardo, della Gran Fondo dei Vicari, il passo successivo qual è stato? Il logo? Il logo, che si doveva cercare un logo accattivante, che comunque avesse un senso. E appunto è stato scelto questo cavaliere con la spada,
appunto la spada che è Ti simbolo. interrompo un attimo, Riccardo, perché a livello di evocativo abbiamo già visto un'altra cosa. Questo è forse uno dei tratti più caratteristici. Il nome è Ammazzatoio, l'avete dato voi o è proprio nella zona che No, c'è è un questo nome già storico. Cioè, se in zona uno parla dell'ammazzatoio sa di cosa sanno stiamo sanno parlando. cos'è. E Sì. questo è un tratto di strada, credo che qui l'abbiate sistemato voi. In realtà esiste già, è sempre esistito Con da... questa, diciamo, questa No, il entrata. problema è che viene lasciato così tutti gli anni in mano, diciamo, alla natura, e poi tutti gli anni Che si riprende i suoi spazi. si riprende i suoi spazi, poi ovviamente lo ripuliamo tutte le volte, lo riapriamo. Questo è un tratto di strada bello impegnativo. Sì, è bello impegnativo, infatti in queste condizioni è impossibile farlo in bicicletta. Praticamente nessuno Praticamente l'ha fatto. nessuno ha fatto in bicicletta. Però ci assicurate che col terreno asciutto è Col possibile. terreno asciutto è possibile. Anche perché ovviamente sia la bici che chi la guida è appesantito dal fango, perché qui siamo verso la conclusione della gara. Sì, in effetti il vantaggio è che sei a 500-600 metri dall'arrivo. Ah, siamo proprio sotto l'arrivo Sì, 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 praticamente. sì, Quindi questo è proprio l'ultimo strappo prima dell'arrivo, in fondo a questa salita. è l'ultimo sforzo. Sì, esatto, sei proprio all'interno del paese di Lari e hai gli ultimi 200 metri una volta finita questa salita e tutte le fatiche sono finite. Tra poco torniamo alla storia. Una domanda. L'avere dei tratti di strada con nomi così caratteristici, l'abbiamo sentiti più o meno coloriti, è una caratteristica solo vostra o tutte le altre anche del circuito hanno queste caratteristiche? Sì, tutte le gare di mountain bike hanno dei nomi caratteristici, soprattutto dei tratti in discesa, perché i tratti in discesa appunto sono quelli più pericolati, quindi hanno i nomi un po' più strani. Tipo ammazzatoio. No, qui noi diamo i nomi anche alle salite. No, ma mi immagino C'è chi dà perché. solo i nomi alle discese, noi diamo anche le salite. Qui è veramente, veramente è complicata la situazione perché giustamente è proprio la forza di gravità che interviene. Allora, dicevamo il logo. Il logo, appunto, nel logo è rappresentato questo cavaliere con una spada in mano. Appunto, l'idea è stata quella di rappresentare un oggetto che dia valore all'impresa. E appunto, cosa meglio della spada? Anche perché i vicari è un castello, nel castello ci sono i cavalieri. E quindi... Diciamo, è stato un po' un mix di cose non esattamente precise nella linea storica, però abbiamo mescolato un po' le cose e abbiamo tirato fuori questa spada. Insomma, la E spada questa spada poi torna. torna Perché? tutti gli anni, perché tutti gli anni noi premiamo appunto il primo assoluto, il vincitore, l'eroe, con una spada, che nella storia sappiamo la spada è il simbolo di eroica gesta, e noi appunto vogliamo premiare il primo assoluto che ha compiuto questa eroica gesta con la spada, che tutti gli anni appunto cambiamo con le spade più famose. Siamo partiti con la spada di Re Artù il primo anno, lo scorso anno con la spada di William Wallace di Brevard e quest'anno la katana dell'ultimo samurai. E quindi è una cosa un po' particolare che secondo me è particolarmente carina. Solo voi all'interno del circuito avete questo premio particolare per chi va a vincere o ognuno ce l'ha? No, noi penso siamo forse l'unica gara in Italia che fa una cosa del genere. Quindi è bene Abbiamo sottolinearla. fatto questa cosa un po' più diversa dagli Credo altri. che anche chi la riceva sia un po' sorpreso o comunque la riceva volentieri. Sì, infatti ha riscosso molto successo e penso che appunto chi ora la custodisce ne sia orgoglioso. Sicuramente chi ha vinto quella di questa edizione la incornicerà ancora di più perché la fatica è stata veramente tanta. Proviamo a tornare in cronaca, visto che siamo verso la conclusione. La testa della corsa cosa vede? Se non vado errata sono due coloro che sono al comando fino a verso la fine? Sì, praticamente fin sul traguardo era rimasta una coppia al comando, Doria e Vannini Tommaso. Vanni, scusa, sì, Vanni Tommaso. Questa coppia che si giocavano la vittoria fin dai primi chilometri. Che poi per l'appunto sono anche della stessa categoria dell'M1. Sono della stessa categoria, di due società diverse, ma della stessa categoria. E poi tra poco vedremo dalle immagini come sì, sarà. alla fine poi non voglio anticipare chi è il vincitore, però nei vari momenti prima passava avanti uno, poi passava avanti l'altro
fino agli ultimi chilometri. È stata una bella combattuta quindi anche per quanto riguarda la testa, però noi ci concentriamo sulla fatica di un po' tutti. Ricordiamo che ci sono due percorsi, quello breve e quello lungo, ma questo tratto l'hanno fatto tutti e due. Questo tratto era comune a tutti e due. Saranno stati contenti quello del corto che Soprattutto- l'aveva lasciato. soprattutto quelli del corto che non si aspettavano questa salita. Però devo sottolineare che nonostante la fatica che hanno fatto, tutti quelli che negli anni passati hanno fatto la nostra gara chiedevano: ma anche quest'anno alla fine c'è l'ammazzatoio, vuol dire che bene o male ha lasciato un ricordo, positivo o negativo che sia, ma ha lasciato un ricordo. Quest'anno forse più negativo. Più negativo, rimarrà impresso nella mente per diversi anni. Però secondo me anche chi si rivede in queste immagini, che o chi non si rivede specificatamente lui, ma vede la fatica, la difficoltà di salire, il sapere di averlo fatto, di essere arrivati a conclusione, è veramente segno di merito, perché comunque sia il ciclismo è una sfida soprattutto con se stessi, il porsi degli obiettivi, cercare di raggiungerli se non di superarli. Chi meglio, chi peggio, chi affrontando più o meno difficoltà, in un modo o in un altro, però l'obiettivo lo vuol raggiungere, come vediamo da queste immagini, con tenacia, con caparbietà, con grinta. E quindi anche l'avere un ammazzatoio del genere sicuramente secondo me è un merito. Vi arrivano dei suggerimenti da chi ha partecipato magari per provare a migliorare il percorso, qualcosa? Sì, nei giorni precedenti, soprattutto nei giorni precedenti alla gara, perché molti di chi ha partecipato alla gara nei giorni precedenti è andato a fare il classico giro di prova, La ricognizione. E magari ci ha anche aiutato perché ci ha segnalato degli alberi caduti, dei rami che davano fastidio, dei punti più pericolosi di altri in cui siamo intervenuti, quando per togliere l'albero, quando per modificare il percorso. Sicuramente è un bel impegno per voi comunque, soprattutto con una stagione del genere. Con una stagione del genere abbiamo preso tanta acqua anche noi nei giorni precedenti per sistemare il percorso. Noi ci siamo riportati sull'arrivo perché stanno arrivando i primi che stanno concludendo il percorso corto, quindi questi non hanno una classifica perché il percorso corto non è un percorso agonistico, però la fatica e il fango è lo stesso. La fatica e il fango è lo stesso, devo ringraziarli, per me sono tutti 288 eroi che hanno prima sono partiti e poi concluso la gara. I primi, e qui vediamo in che condizioni. I primi che hanno completato il percorso corto non fanno classifica, tranne questo Maurizio Nuti, che è il portacolori dell'Extra Nitro X-Road, che fa parte della categoria M8, che per regolamento nazionale devono fare il percorso corto. Come dicevamo poco fa, per motivi diciamo anagrafici, per preservare un po' la loro incolumità, gli viene imposto, anche se magari qualcuno sicuramente vorrebbe fare il percorso più lungo, di fare il percorso corto, però loro ovviamente hanno una classifica. Stanno continuando ad arrivare i partecipanti del percorso corto, tra poco però vedremo anche l'arrivo per quanto riguarda la categoria, diciamo quella lunga, con la classifica assoluta e le varie classifiche che poi tra poco vi ricorderemo. La fatica è uguale per tutti davvero sul volto, La fatica è uguale per tutti, ripeto, per me sono tutti eroi che hanno completato questa gara. Si vede anche un po' di rassegnazione nel volto di qualcuno che sta arrivando, comprensibilissima. Sì, qualcuno come si vede si fa il segno della croce, secondo me per ringraziare che tutto è andato bene. Questo è il vincitore assoluto. Quindi Andrea Doria della Ciclissimo Bike Team, che va a vincere sia la classifica assoluta che la categoria M1, quindi seconda posizione ovviamente per Tommaso Vanni della Ciclita Day, che va a giudicarsi sia la seconda posizione nell'assoluta che nella categoria M1. Qui si vede fatica e infatti eccolo qua che arriva proprio Vanni, e anche un po' di rassegnazione, ma anche nel caso di Doria felicità. Sì, io ho notato una cosa, che subito dopo l'arrivo e subito dopo essersi lavato la faccia tutti avevano un gran sorriso, non so perché,
per soddisfazione o perché era andata bene il percorso e non erano caduti, ma nessuno si è lamentato e tutti hanno detto che si sono divertiti. E infatti alla fine conta quello, secondo me. Intanto è arrivato anche Matteo Spinetti della Ciclita Day, che è il terzo assoluto nonché il primo della categoria Elite, e arriva via via arrivano alla giornata tutti gli altri, quindi per dovere di cronaca completiamo la categoria M1. Abbiamo detto la vittoria di Doria su Vanni, terza posizione per Simone Tassini della team Scott Pasquini Stella Azzurra. Mentre per quanto riguarda gli Elite abbiamo detto che ha vinto Matteo Spinetti della Ciclita Day davanti ad Enrico Pucciarelli della Montignoso Ciclismo e terzo Luca Celli della SDB Team. Non abbiamo detto niente, tra poco poi comunque lo ricorderemo, tutte le altre classifiche della parte dell'altra metà del cielo, della componente femminile. C'erano anche delle donne, abbiamo detto appunto della sfortunata che è caduta, però comunque c'era una rappresentativa anche femminile. Sì, non erano tantissime, però nella mountain bike ci sono diverse signore o rappresentanti del gentil sesso, mettiamola così. Che probabilmente sono irriconoscibili al termine di questa giornata. Adesso sì, sono praticamente irriconoscibili. C'è chi ha forza di sprintare dopo tutta una giornata del genere per guadagnare posizioni, non è poco. Sì, a alcuni capita di rado che nella mountain bike si arrivi allo sprint, però quando c'è tutti danno il massimo. Nella categoria M2 ha vinto Andrea Fammoni della Ciclissimo Bike davanti a Luca Montelatici del team Scott Pasquini e terzo Alessio Gianni dell'M2. Per quanto riguarda l'M3 Daniele Lancioni della Park Prix davanti a Riccardo Poggiali della Ciclissimo Bike e terzo Ivan Fanelli del team Focus Fanelli, era quello che aveva avuto problemi alla ruota. E quindi abbiamo visto che è riuscito comunque a continuare. Per quanto riguarda la categoria M4 ha vinto Sauro Nocenti del team Scott Pasquini davanti a Daniele Messano del Tutto Bike team Kona e terzo Gabriele Lemmi della Ciclissimo Bike Team. Per quanto riguarda la categoria M5 la vittoria di Renzo Vestri della MBM Le Querce, secondo Nicola Morozzi del Tutto Bike Team Kona e terzo Renato Papaveri della Scott Pasquini. Categoria M6 ha vinto Walter Valleri della New Bike, secondo Gianfranco Primaveri della Scott Pasquini e terzo Maurizio Poggetti della Rampi Bike Versilia Off-Road. Per quanto riguarda la categoria M7 ha vinto Guido Bichi della Cavallino, secondo Vito De Nigris della MBM Le Querce e terzo Andrea Bettini del team 13. Abbiamo già detto che per l'M8 a vincere è stato Maurizio Nuti della Estranitro X-Road, secondo Gildo Baldocchi della Cicloteam Sanginese e terzo Valerio Bertini della Bicipedia. Per quanto riguarda le femmine, come abbiamo detto, per la categoria Master Woman 1 ha vinto Alice Lunardini della Ciclita Day davanti a Doriana Goretti dell'MBM Le Querce e terza a Giulia Biagioni della CM2 SD e diciamo anche la quarta Samuela Puccini della Ciclita Day. Per quanto riguarda invece la categoria Master Woman 2 erano tre coloro almeno che hanno portato a termine la prova e ha vinto Pamela Rinaldi della Ciclissimo Bike davanti a Daniela Di Bella della Star Bike e Beatrice Mistretta della New Bike 2008 Racing Team. Avevamo fatto un elenco un po' lungo, però era giusto almeno dare i primi tre di ogni classifica. Siamo quasi a conclusione, quindi cominciamo un po' a tirare le somme di quello che è stato questa Gran Fondo dei Vicari giunta alla terza edizione, eccezione fatta per il meteo che non vi ha voluto troppo bene. Un commento a questa giornata? Per quanto mi riguarda è stata bellissima nonostante le condizioni meteo. Tutto è filato per il meglio, siamo soddisfattissimi nonostante i numeri bassi come partecipanti, ma ce lo aspettavamo visto le condizioni meteo anche delle settimane precedenti. Noi già da domani ci impegneremo per migliorare quei punti che sono da migliorare per l'anno prossimo. Speriamo di poter fare ancora meglio. Qualche anticipazione su cosa potrebbe essere di diverso nel 2019 rispetto a questo 2018? Fondamentalmente il percorso rimarrà uguale a quest'anno, vedremo di trovare ulteriori alternative in caso di condizioni meteo inclementi come quest'anno per evitare ancora qualche tratto di fango brutto. Non ci ha aiutato il fatto, come ha detto l'altro Riccardo precedentemente, il fatto che hanno disboscato alcuni tratti e con i mezzi meccanici hanno rovinato il fondo. Creato dei solchi. Sì, hanno creato dei solchi e rovinato il fondo stradale che
ha causato questi tratti di fango indicibili, e cercheremo di evitarli di nuovo, cercare delle alternative in maniera tale da poter far divertire ancora di più i fortunati biker che l'anno prossimo verranno alla nostra gara. La data rimane sempre la stessa, la prima domenica di marzo? Sì, se non ci sono variazioni o concomitanze, sì. E la vostra sarà sempre la prima prova del circuito? Ce la giochiamo con Monteriggioni, come tutti gli anni. Da cosa dipende? Da diversi fattori, chi prima prenota la gara, Ah, ok. la data, come ci mettiamo d'accordo, se prima loro, prima noi, eccetera. Quest'anno ci doveva essere prima della nostra gara un'altra, però ci sono state le votazioni e quindi non è stata posticipata, e quindi noi siamo stati i primi. Vabbè, l'onere e l'onore in tutto. Continua a calare anche la nebbia, ancora una volta, e alcune immagini in particolare proprio dell'arrivo ci fanno vedere le condizioni anche delle biciclette, che sicuramente è stato particolarmente difficile guidare. Vi rivolgo all'altro Riccardo per chiedere un commento a questa edizione. Questa edizione siamo stati, diciamo, contentissimi, non ci possiamo lamentare. La pioggia non vi ha mai abbandonato, come vediamo. Ci abbiamo abbandonato, ci siamo bagnati completamente, noi anche noi organizzatori abbiamo sofferto come gli atleti. Anzi, forse gli atleti erano un po' più caldi perché si muovevano, voi magari un po' meno. Noi siamo un po' fermi, infatti un po' di raffreddore si fa sentire, però siamo soddisfatti. Comunque vedere la gente che comunque nonostante tutto ci ha fatto complimenti, ci ha detto di non mollare, di continuare a fare questa manifestazione, ci rende pieni d'orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio. Visto che Riccardo è stato uno degli ideatori, dei fondatori della gara, se lo aspettava questo successo fin dall'inizio, oppure qualcosa ha superato anche le aspettative? Assolutamente no, noi si pensava di finire anche presto, invece ci ha aiutato il fatto di entrare appunto nel circuito, di prendere in mano anche un po' le redini del circuito, di rinnovare, di portare un po' anche di gioventù in questo circuito. Abbiamo rilanciato un po' la mountain bike, sempre io con il mio amico e collega David, e abbiamo insomma tirato su una bella manifestazione. Previsioni per il futuro? Previsioni per il futuro: cercare di rendere questa manifestazione sempre più grande ed arrivare a quelle più rinomate. Proprio tutti contenti non sono arrivati, a quanto pare, qui un po' di stizza c'è stata. Un po' di stizza c'è sempre. Però sicuramente l'entusiasmo supera tutti gli altri. L'entusiasmo supera tutti gli altri. Se su 200 persone ci sono 10 che si lamentano, ma quelli ci devono essere sempre. Ci saranno sempre quelli che avranno qualcosa da dire. E poi le critiche non fanno mai male. Anzi, fanno crescere. Fanno crescere. Decisamente sì. Avete ancora qualche ringraziamento da fare, visto che ci avviamo alla conclusione? Non so, qualcuno dell'amministrazione comunale, qualche ente particolare che vi è stato vicino, o avete da chiedere magari a un'amministrazione comunale che vi dia maggior sostegno? Una cosa volevo assolutamente, che abbiamo dimenticato: purtroppo a causa di questo taglio non abbiamo toccato il comune di Santa Luce, che ci ha dato un grande aiuto, aveva messo a disposizione appunto tutte le sue risorse come comune, appunto per farci passare nel suo territorio. Però purtroppo la gara non è potuta passare di lì e sono rimasti molto dispiaciuti, ma dovevamo comunque pensare prima alla sicurezza degli atleti. Lo hanno capito comunque. L'hanno capito indubbiamente. E poi altri ringraziamenti agli sponsor li abbiamo ringraziati tutti, spero di non aver dimenticato nessuno perché altrimenti avrò... Sicuramente diciamo così, se è successo non è dipeso da nessuna volontà, è stata una contingenza dei tempi. E quindi una domanda forse un po' cattivella: l'amministrazione comunale vi sono vicine, vi danno una mano? Sì, l'amministrazione ci sono vicine, fanno quello che possono con quello che diciamo hanno a disposizione.
Noi giustamente si cerca di chiedere sempre un po' di più, si spera che con il tempo appunto, e con il successo della manifestazione si riesca a ottenere un maggiore aiuto. Quella di prima era una faccia da Roubaix, pari pari, era una faccia da Roubaix con il fango incrostato. Qui probabilmente che è successo? Qui si È una catena rotta. Ah, ecco, io non la vedevo. Ah, eccola, ecco, ora la vedo. Però, ovviamente, arrivata a questo punto è il minimo arrivare a conclusione, eh. Anche perché ogni bicicletta c'ha il chip, quindi l'arrivo si vede L'arrivo facilmente. si vede facilmente, appunto c'è la squadra dei cronometristi. Abbiamo visto anche le immagini che stanno arrivando anche le donne, stanno arrivando anche loro, quindi probabilmente ci stiamo avviando verso la conclusione. Ti ricordo che dalle trecce le donne, non da tanto di più in realtà. Però vedete, tutti sono contenti e soddisfatti. Avevate previsto anche un servizio di pulitura. Sì, sì, indubbiamente ci sono dei punti dove è possibile lavare la bicicletta, altrimenti portarla via così è difficile. Non risulterebbe più utilizzabile. Allora, noi abbiamo concluso. Salutiamo Riccardo e Riccardo che ci hanno aiutato in questo nostro commento. Mentre continuiamo a vedere le immagini dell'arrivo, vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi proprio dalla Gran Fondo dei Vicari. Alice Lunardini, terza lo scorso anno, prima quest'anno, sicuramente il tempo non è stato clemente quest'oggi. Sì, diciamo che il tempo non ci ha voluto bene, però il fango mi ha avvantaggiato visto che sono molto forte tecnicamente sul fango e mi sono subito avvantaggiata dalle prime battute e sono riuscita ad arrivare prima al traguardo. Una dedica per questa vittoria? Dedico la vittoria alla squadra Taddei e al mio ragazzo Tommaso. Appuntamenti per questo 2018? L'appuntamento più importante è il 22 di aprile a Spilimbergo, il campionato europeo marathon. Andrea Doria, vincitore assoluto della Gran Fondo dei Vicari, oggi una giornata da tregenda. Beh, niente, sono condizioni a me ideali, tra virgolette, io mi trovo molto bene col fango e con la pioggia. Poi il percorso si adattava un po' a me, sto bene, quindi sono riuscito a staccare Tommaso in discesa e quindi poi ce l'ho fatta arrivare all'arrivo, insomma, ho preso un po' di margine e sono riuscito a mantenerlo, insomma, ecco. Sicuramente anche a detta di chi è arrivato dopo di te, la discesa è il tuo terreno ideale. Eh sì, è un po' il mio punto forte, tra virgolette. E niente, poi sì, c'ho un po' di malizia in queste condizioni, poi l'avevo provato giovedì, quindi sapevo un po' com'era e quindi niente, è andato tutto bene, dai. Poi ci vuole anche fortuna in mountain bike e quindi è andato tutto bene, tutto a posto. A quante vittorie siamo in questo inizio di stagione? 5, ho fatto 4 vittorie agli 10 comuni, ora è la prima nelle Gran Fondo. Inaspettata, insomma, è andata bene, dai. La dedico a Elena che mi sta accanto e poi alla mia squadra, alla mia famiglia, ai miei amici, insomma alle persone che mi stanno vicino. Tommaso Vanni, secondo classificato, sicuramente quest'oggi è una giornata inclemente. Sì, un po' di maltempo, tanto fango, purtroppo la stagione in quest'ultimo periodo è questa, ci dobbiamo abituare e andare avanti. Per buona parte della gara sei stato insieme a Doria che poi ha vinto. Che è successo poi nel finale che non ce l'hai fatta tenere il suo passo? Sì, io ero insieme a Andrea che poi ha vinto, cercavo di allungare in salita proprio perché conoscendolo Andrea so che va fortissimo in discesa e il territorio fangoso, insomma il terreno fangoso in questa maniera era a pro suo, quindi cercavo di allungare, però è talmente superiore in discesa che è riuscito a riprendermi e a riprendere un po' di vantaggio che poi è stato incolmabile fino alla fine. Un giudizio su questo percorso? Questo percorso è molto bello, devo dire che gli organizzatori ci sanno veramente fare, è una bella gara, è già la terza volta che la faccio, peccato è stata un po' accorciata per motivi del fango, però le zone sono belle, un bel percorso, bello tosto, duro e tecnico. Matteo Spinetti, terzo classificato, un risultato che ti soddisfa? Ma abbastanza contenti, insomma la giornata non era delle più invitanti per andare in bici, diciamo, però la gara è andata bene, abbiamo provato a fare all'inizio un po' di gioco di squadra con il mio compagno, peccato non siamo riusciti a raggiungere il risultato pieno. Per quanto mi riguarda sto risolvendo un piccolo problema fisico, quindi non credevo neanche di essere lì a giocarmi il podio oggi. E percorso bello perché comunque questa è la vera mountain bike e che dire, va bene così.
Andrea Diari, organizzatore ma oggi anche partecipante in prima persona alla Gran Fondo dei Vicari, un giudizio su questa giornata. Diciamo che è stata dura arrivare in fondo perché il terreno era molto insidioso, è piovuto da stanotte alle 2 che piove ininterrottamente e sta continuando a piovere, insomma siamo arrivati in fondo, siamo divertiti, andiamo mountain bike, quindi a volte è giusto anche che di trovare questi percorsi un po' duri, ecco. Diciamo che era parecchio fangosa, arrivare alle pale è stata dura, ma insomma ce l'abbiamo fatta, siamo rientrati, tutto a posto, ci siamo divertiti, la maggior parte dei ragazzi che ho trovato sul percorso si sono divertiti parlando così, e quindi bene, speriamo che un altro anno il tempo ci assista e vada per meglio, via. Abbiamo sentito da più parti, le impressioni sono pressoché tutte positive, si sono tutti divertiti, però per arrivare a questi risultati ci vuole un pool di collaboratori, di appassionati. Sì, allora diciamo che noi abbiamo un grandissimo presidente che prende sempre tutti sotto le sue ali e ci tira avanti fino in fondo. Gli sponsor ci sono, siamo un bel gruppo, tutti ragazzi giovani, tiriamo avanti, è nata quasi così per caso, è il terzo anno. Quest'anno è andata così, speravamo di sfiorare quasi i 1000 iscritti, ma speriamo un altro anno che il tempo ci voglia bene. Non resta che dare l'appuntamento al prossimo anno. Certamente, credo proprio di sì, Ora io diciamo che sono l'ultima nota del carro, però insomma il Presidente ci conta tanto, ecco. Sì, siamo un bel gruppo, quindi sicuramente al 100% mi sento di dirlo, ci rivediamo un altro anno.